Migliaia di studenti in piazza anche in Veneto per la mobilitazione mondiale in difesa dell'ambiente. Forte appello alla politica, fate qualcosa subito per salvare il pianeta. È ricoverato all'ospedale San Bortolo di Vicenza il piccolo di 16 mesi colpito da meningite fulminante. Le sue condizioni sono gravissime, ceppo non contagioso. Schianto mortale nella notte a Godega di Sant'Urbano nel Trevigiano, morto sul colpo un ragazzo di 19 anni, feriti 2 amici che erano con lui, uno è ricoverato in gravissime condizioni. Rogo in una palazzina questa mattina a Megliadino San Vitale nel Padovano. In cucina i vigili del fuoco trovano il corpo senza vita del proprietario. Violenza sessuale sulla nipotina che non ha ancora compiuto 10 anni, arrestato dai carabinieri lo zio 58enne, è accaduto in un paese della Valbelluna. Camorra in Veneto orientale, il sindaco di Eraclea arrestato per voto di scambio ammette di essere stato a conoscenza che i 100 voti con i quali vinse le elezioni erano riferibili al referente dei casalesi. Il Totila d'Oro, il più importante riconoscimento della città di Treviso, verrà consegnato alla famiglia Iannakopoulos e al gruppo Media Nord-Est, di cui fa parte Antenna 3. Domani la cerimonia a Santa Caterina, domenica sera la trasmissione dell'intera premiazione. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano la mobilitazione globale degli studenti contro i mutamenti climatici e per la salvaguardia del pianeta. Decine di migliaia i ragazzi che sono scesi in strada questa mattina in tutte le piazze del Veneto, seguendo quello che è stato il messaggio promosso dalla sedicenne svedese Greta Thunberg. 5.000 a Venezia, 15.000 a Padova, migliaia a Verona, così come a Venezia. A Venezia, peraltro, sul ponte di Rialto i manifestanti hanno dato vita ad un breve flash mob sdraiandosi a terra mentre il suono di una sirena faceva immaginare l'allarme di un incidente nucleare. La più grande delle manifestazioni questa mattina a Padova. Vediamo quindi com'è andata nel servizio. Non c'è un pianeta B, il tempo per salvare la Terra è scaduto, l'onda dei 20.000 di Padova ne è consapevole, tocca a ciascuno dal basso prendere l'iniziativa adesso. Ci sono delle persone adulte che stanno distruggendo il pianeta in cui vivremo noi e noi in cui vivranno loro, e l'importante è portare la consapevolezza di questo e muovere le generazioni più piccole. Dalla stazione passando per il listone tra i 20.000 padovani dello sciopero globale per il clima ci sono soprattutto studenti delle superiori e universitari, non molti, pochi bambini con insegnanti e qualche genitore. Quando il corteo passa tra il municipio e il palazzo del Bo, tutti devono sapere. Una reale politica morale compatibile con il clima e con, diciamo, l'ecosistema, e un fare quotidiano che deve essere compatibile con quello che è, diciamo, il nostro ecosistema. Qualcuno invece nel tempo ha fatto danni, ne paghiamo le conseguenze, dicono i 20.000. Ormai è già troppo tardi e ho paura di trovarmi, non so, a 70 anni, a 80 anni e dover spiegare male ai miei figli e che mi chiederanno ma non si poteva fare qualcosa, e dirgli sì, si poteva, ma nessuno ha fatto nulla. Le ragazze si sono truccate con 2 segni di verde sulle guance e cantano. Più eco, meno spreco! Più eco, meno spreco! Più eco, meno spreco! Ci rendiamo conto del pericolo che può causare la plastica sia al mare e agli abitanti del mare e agli abitanti delle foreste. Uso sempre meno plastica. E le bottigliette di plastica cerco di non usarle, uso quelle comunque che possono essere riutilizzate ogni giorno. E sì, faccio la raccolta differenziata ovviamente. Testa ed entusiasmo, i giovani arrivano in prato, trasmettono coraggio e voglia di fare. Qualcosa, anzi molto, deve cambiare. Vedete qui intorno a me è pieno di gente, ci sono tantissime persone, se ognuno di noi fa un piccolo gesto, un nulla, si possono davvero cambiare le cose, senza cambiare governi, senza un'azione radicale. Un'ampia pagina dedicata alla cronaca ora. È appesa a un filo la vita di un bimbo di appena 16 mesi colpito da una forma di meningite fulminante. È ricoverato in condizioni disperate all'ospedale San Bortolo di Vicenza.
Per lui solo un miracolo. Non lasciano spazio a speranze le parole pronunciate in modo ufficiale dall'ultimo bollettino emesso nel pomeriggio dall'ospedale San Bortolo di Vicenza sulle condizioni di un bambino di 16 mesi colpito da meningite fulminante. Il bambino, ricoverato già da qualche giorno, non ha mai abbandonato la terapia intensiva pediatrica, dove è stato assistito da medici e infermieri che hanno tentato il tutto per tutto. Accanto a lui i genitori. Erano stati proprio loro, residenti a Bolzano Vicentino, a portarlo al pronto soccorso qualche giorno fa, preoccupati per la febbre altissima che lo aveva colpito. Infausta purtroppo la diagnosi. Il bambino è affetto da una meningite da pneumococco. Secondo i sanitari si tratta di una forma non contagiosa, non esiste quindi alcun pericolo per chi è stato a contatto con lui. Già in tarda mattinata le notizie non erano confortanti. Alle 16 i medici hanno attivato la commissione per la dichiarazione della morte cerebrale del piccolo. Ed ora il tragico schianto costato la vita nella notte a Godica di Sant'Urbano ad un ragazzo di 19 anni, feriti altri 2 amici coetanei che erano con lui nella vettura. Uno è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Trieste. Un 19enne morto, un suo coetaneo grave all'ospedale di Trieste, l'altro amico ricoverato a Conegliano ma non in pericolo di vita. Scene drammatiche, quelle di questa notte nella zona industriale di Godica di Sant'Urbano. Poco prima delle 11:30, lungo via Cordignano, l'auto su cui viaggiavano i 3 ragazzi, una Mercedes classe A, è uscita di strada finendo in un fossato. Violento l'impatto con il terreno, come testimoniano le immagini della vettura. Il conducente, Tommy Saccon, 19 anni, compiuti a febbraio, è morto sul colpo. Originario di Vittorio Veneto, già studente all'Ipsia di Sacile, abitava a San Fior con i genitori e la sorella. Sono venuto fuori, no, dove erano tutti lampeggianti, tramite il vetro del portoncino si vedeva. Avevano 7-8 mesi che non succedeva, prima 3-4 all'anno. Il passeggero, anche lui di San Fiore, è stato estratto dall'abitacolo in condizioni molto serie, trasportato all'ospedale Cafoncello di Treviso, è stato preso in carico dall'equipaggio dell'elicottero di Eli Friuli, uno dei pochi mezzi abilitati al volo notturno, e trasferito all'ospedale di Trieste dove è stato operato. Il terzo ragazzo, seduto sul sedile posteriore, un 19enne di origini marocchine in condizioni di media gravità, è stato preso in carico dall'ospedale di Conegliano. Sul posto SUEM, vigili del fuoco, carabinieri, a cui spetterà il compito di ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. La comunità di San Fiore è colpita nuovamente a poco più di un anno di distanza dalla morte del 18enne Massimo Pizzol. Purtroppo ha colpito duramente, come un anno fa, la comunità di San Fior, sempre giovani neopatentati. Una difficoltà che il paese sente fortemente e un lutto grave. Ha colpito famiglie conosciute e famiglie per bene. L'amministrazione si stringe alla famiglia della vittima ed è vicina ai feriti. Non è escluso che all'origine del sinistro ci possano essere velocità o una distrazione. Siamo stati tutti giovani, io lo sono tuttora, e pensiamo che nulla ci fermi, però è importante far tesoro di questi grandi dolori, questi gravi avvenimenti per poter reagire. Dobbiamo parlare con loro, avvicinarli e spiegargli che la vita è una sola. Ed un altro incidente mortale questa mattina nel Padovano, a Teolo, in località Bressè. Una donna di 54 anni è uscita di strada con la sua auto e si è schiantata contro un platano, un impatto violento e fatale. Inutili i soccorsi del personale del 118 sul posto, anche la polizia locale per i rilievi. Secondo una prima ricostruzione pare che la donna 1 chilometro prima dello schianto avesse forato una gomma, l'aveva cambiata e stava proseguendo con il ruotino di scorta. La 54enne, originaria di Este, è la 6ª vittima della strada nel Padovano questa settimana. E c'è un'altra tragedia, restiamo appunto nel Padovano, di cui dobbiamo rendervi conto questa sera. Un incendio ha devastato un appartamento, è morto un 54enne, rimasto imprigionato in cucina.
Il fumo e le fiamme che hanno avvolto la cucina, una gabbia mortale per Paolo Costantin, la tragedia in mattinata a Meiadino San Vitale, in questa abitazione di via Boscobassa. I vicini si accorgono del fumo nero che esce dagli infissi, scatta l'allarme, ma quando i vigili del fuoco entrano in casa per il 54enne operaio non c'è più nulla da fare. Ecco il racconto di uno dei testimoni. Era scoppiata la porta, la finestra e il vetro e ho visto che era tutto bruciato lì. E ho pensato subito che insomma era successo qualcosa. Niente, non si sa bene come, non si sa come è successo. Dicono che c'era un fornello acceso con le patatine, ma non si sa. Ha tentato di venire fuori e lì davanti alla porta è crollato, non ce l'ha fatta a venire fuori. All'arrivo dei carabinieri e dei vigili del fuoco all'interno dell'abitazione è stato scoperto il cadavere del 54enne originario di Montagnana. Giaceva nel corridoio appena dietro la porta d'ingresso, quasi in un disperato tentativo di raggiungere l'esterno. Inutili tentativi di rianimazione, i risultati dei primi accertamenti parlano di morte dovuta ad un'intossicazione per aver inalato i fumi sprigionati da un fornello acceso in cucina. I pompieri hanno lavorato a lungo per spegnere il rogo. Paolo Costantin era molto conosciuto in zone e tra i vicini di casa che lo ricordano come una persona sempre molto disponibile. È una brava persona, insomma. Io ho avuto bisogno di fare qualche lavoretto, che lui era molto indignoso da fare. Aveva un ferro a stiro che non andava, porto lui a me e dice che ti metto a posto. Ed ora una brutta vicenda che ci arriva da Belluno, dalla Val Belluna, dove un uomo di 58 anni, straniero, residente in Italia con regolare permesso di soggiorno per il congiungimento familiare, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di violenza sessuale nei confronti della nipotina che non ha nemmeno compiuto 10 anni. L'uomo, zio della bambina, la accudiva mentre i genitori erano al lavoro. È stata proprio la piccola a raccontare alla mamma quanto accaduto. La bambina quindi è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale di Belluno, dove gli accertamenti hanno confermato il suo racconto. Sono stati quindi avvisati i carabinieri, l'uomo è stato denunciato, ma non appena appreso di essere ricercato è scomparso. I militari dell'Arma l'hanno ritrovato qualche giorno più tardi insieme alla moglie in casa di conoscenti. L'episodio è accaduto in un paese della Val Belluna, l'uomo è ora rinchiuso nel carcere di Pordenone. Torniamo in provincia di Treviso ora con un nuovo caso di tubercolosi. Anche questa volta ad essere colpita è una maestra, accade in una scuola materna dell'Asolano. Nuovo caso di tubercolosi nella Marca ed ancora una volta si tratta di una maestra. Il Servizio Igiene e Sanità Pubblica ha ricevuto oggi la segnalazione. Si tratta di un insegnante 59enne di una scuola d'infanzia del distretto di Asolo. È un caso non particolarmente importante dal punto di vista infettivo, perché è un caso con una sintomatologia sfumata, con negatività alla ricerca del bacillo di Koch, ma con evidenza di segni di infezione per effetto di sofisticate metodiche di biologia molecolare. Per precauzione estrema noi questi casi li trattiamo come casi veri e propri e facciamo tutte le indagini per i contatti. La maestra è stata messa in terapia. I contatti stretti, una cinquantina tra familiari, colleghi ed alunni, saranno sottoposti al test di Mantoux, un caso che secondo l'ULSS 2 non ha alcuna correlazione con quello verificatosi nei giorni scorsi in una scuola dell'Opitergino Mottense con un bimbo e 2 maestre contagiate. Una è ancora ricoverata nel reparto malattie infettive di Treviso. Si tratta ancora una volta di una maestra. Questo ci dispiace perché chiaramente una maestra ha a che fare con una popolazione infantile e con quindi le famiglie che stanno alle spalle ragionevolmente preoccupate, però mi sento di poter dire che questo caso per caratteristiche potrebbe essere diverso rispetto a quello che stiamo registrando a Motta. Proprio a Motta è ancora in corso l'effettuazione dei test su alunni e personale della scuola. A seconda dell'esito degli accertamenti diagnostici si deciderà il percorso da seguire.
Camorra in Veneto orientale, l'ormai ex sindaco di Eraclea Mirko Mestre, arrestato per voto di scambio, ammette di essere stato a conoscenza che i 100 voti con i quali vinse le elezioni erano riferibili a Donadio, indicato come referente del clan dei Casalesi. Ed intanto lunedì arriverà a Venezia ed Eraclea una delegazione di parlamentari del PD della Commissione Antimafia. Sentiamo. Dopo che il Tribunale del riesame di Venezia ha rigettato il ricorso presentato, l'ormai ex sindaco di Eraclea Mirko Mestre ha ammesso di essere stato informato che i 100 voti grazie a cui ha vinto le elezioni nel 2016 erano quelli riferibili a Luciano Donadio, il boss del clan dei Casalesi. Confessione arrivata dopo che il sostituto procuratore terzo gli ha mostrato le dichiarazioni rilasciate in precedenza su chi l'aveva aiutato nella campagna elettorale e che ora è sotto accusa con lui. Emanuele Zammuner infatti ha messo a verbale di essersi materialmente occupato di raccogliere i voti messi a disposizione da Donadio, prima per sé, poi per l'amico Mestre quando è stato dichiarato che non si sarebbe candidato. Ora i legali dei due punteranno sull'utilità che il politico deve promettere in cambio del voto, senza cui non si configura alcun reato. Sosterranno la tesi secondo cui non vi è alcuna prova di una promessa fatta al boss dei Casalesi prima delle elezioni. Il PM però sostiene che nel caso di voto di scambio non vi sono contratti scritti e che il successivo appoggio del comune per l'impianto di biogas che interessava a Donadio costituisce l'utilità richiesta. E mentre a Eraclea riprende la raccolta firme in favore di Mirko Mestre, già giunta a quota 500, una delegazione di parlamentari del PD della Commissione Antimafia lunedì sarà a Venezia e Eraclea per una serie di incontri sul territorio. Abbiamo voluto iniziare da qui, hanno dichiarato, per testimoniare il nostro impegno ai cittadini e anche per approfondire un fenomeno che appare per certi versi inedito. Nelle prossime settimane visiteremo altri luoghi e comunità e incontreremo le associazioni antimafia per conoscere i problemi e ascoltare da loro proposte per affrontare la criminalità organizzata in questa fase. E contro le infiltrazioni mafiose nelle aziende parla oggi il presidente di Confindustria Veneto. Sentiamo. Piccole imprese vulnerabili, stremate dalla crisi, vengono annientate e usate dalla malavita organizzata per traffici loschi. Il Veneto è ancora scosso dopo l'ultimo blitz che ha portato a galla ramificazioni delle cosche andranghetiste. Non più solo infiltrazioni mafiose, ma presenza, così l'ha definita il procuratore antimafia, spiegando la vasta operazione di carabinieri e guardia di finanza. Per contrastare questo fenomeno bisogna contare su una forte rete sociale, da qui la risposta delle associazioni di categoria, in primis degli industriali. Noi chiediamo a tutti gli imprenditori di, dove possibile e anche dove non sarebbe possibile, denunciare queste cose, e noi siamo al loro fianco per fare maggiore luce e per attivarci affinché venga trovata la migliore soluzione. Gli altri, devo dire che noi non possiamo sicuramente considerarli imprenditori, gli altri sono delle figure che creano solo del male. È stata proprio la denuncia di un imprenditore trevigiano, titolare all'epoca dei fatti di un'azienda di Galliera Veneta, a dare il via con la sua denuncia alle indagini. Con il racconto ai nostri microfoni ha rievocato gli anni durissimi delle minacce e della paura. Imprenditori che vanno sostenuti e forze dell'ordine che devono poter avere sempre informazioni aggiornate. Per questo la Camera di Commercio di Padova scende in campo con uno strumento importante. Una delle società partecipate dalla Camera di Commercio è Infocamere. Infocamere è il detentore del registro delle imprese ed ha una banca dati di grandissimo valore dove può estrapolare qualunque tipo di informazioni che possono essere utilizzate poi anche per le forze dell'ordine. Parlo per esempio del caso di cambiamenti nell'assetto societario, di nuove entrate eccetera, oppure di avvio di realtà nuove magari territorialmente in aree territorialmente non vocate. Sono ancora gravi le condizioni di madre e figlio intossicati dal monossido nel Padovano. Il papà è morto a causa di un nido che aveva ostruito la canna fumaria del camino. Sentiamo. Stanno lottando tra la vita e la morte Manuel Santato, 22 anni, e la madre Lorella Moscardo. Entrambi sono ancora in gravissime condizioni dopo aver inalato il monossido di carbonio sprigionato dalla caldaia della loro abitazione. Il padre Lauro Santato invece è stato trovato esanime all'arrivo dei carabinieri intervenuti dopo aver ricevuto una chiamata allarmata dai parenti della famiglia. Il piccolo paese di Piacenza d'Adige, nella bassa padovana, al confine con la provincia di Rovigo, è sotto shock per la tragedia familiare che si è consumata nell'abitazione
stazione di via Galvan. I carabinieri stanno vagliando tutte le ipotesi, anche se i primi riscontri farebbero propendere per un'intossicazione da monossido di carbonio. La perdita sarebbe stata causata da un malfunzionamento della caldaia a cielo aperto. Pare che un nido avesse ostruito la canna fumaria. L'aria si è così saturata, portando prima allo stordimento dei 3 familiari e poi al decesso dell'uomo. I soccorsi sono scattati all'ora di pranzo di giovedì 14 marzo. All'arrivo dei carabinieri è stata aperta la porta, scoprendo per primo il corpo della donna riversa sul pavimento della cucina. Era in condizioni disperate, respirava a fatica. In camera da letto invece giaceva il figlio 22enne, anch'egli fortemente sofferente e svenuto, mentre nella camera matrimoniale si trovava Lauro Santato, 55 anni, già privo di vita. Provvidenziale l'intervento dei militari. Uno dei carabinieri più giovani ha praticato il massaggio cardiaco a madre e figlio, tenendoli in vita fino all'arrivo dei soccorsi. Nella notte le condizioni del 22enne si sono aggravate. Dall'ospedale di Schiavonia è stato trasferito a Padova, dove è ricoverata anche la mamma. La famiglia Santato solo 3 anni fa era stato colpito da un altro lutto. Il fratello maggiore della vittima era morto in un incidente stradale. Linea alla regia ora per la pubblicità, tra poco. E rieccoci in studio con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Domani a Treviso la consegna della massima onorificenza comunale, il Totila d'Oro, assegnato quest'anno anche alla famiglia Iannacopoulos e al gruppo Media Nord-Est, di cui fa parte la nostra emittente. Cerimonia che sarà poi trasmessa integralmente domenica sera su Antenna 3 a partire dalle 21:15. Una giornata speciale, quella di domani, che vedrà protagonista la città proprio alle ore 11 a Santa Caterina. Invito i cittadini a partecipare perché come ogni anno verranno premiate e insigniti della maggiore onorificenza della città di Treviso 3 personaggi della nostra realtà cittadina. Quindi un premio speciale per delle persone veramente speciali che hanno reso grande la nostra città. Una giornata speciale anche per il gruppo Media Nord-Est, che comprende Antenna 3, Rete Veneta, Tele Nord-Est e Tele 4, visto che tra i premiati domani a Santa Caterina con il Totila d'Oro, la massima onorificenza conferita dal Comune di Treviso, ci sarà anche Filippo Iannacopoulos, amministratore unico del nostro network. Abbiamo la famiglia Iannacopoulos perché attraverso il canale Antenna 3 è stata protagonista della comunicazione in città. Siamo tutti cresciuti con il telegiornale delle 19:30 di Antenna 3 e con il notiziario sempre puntuale e preciso. Poi ci sarà il mitico Don Canuto Toso, che è stato il fondatore della Trevisani del Mondo, che riesce dopo tanti anni a tenere ancora uniti tutti quei trevigiani che sono dovuti emigrare in altri paesi, ma grazie alla sua azione ancora oggi si sentono parte integrante della comunità trevigiana. E poi entriamo nel mondo dello sport con la mitica famiglia Francescato, icona del rugby in città. Una cerimonia, quella di domani, che Antenna 3 manderà in onda integralmente domenica sera a partire dalle 21:15. E torniamo come sempre, come ormai consuetudine, ogni sera a parlare della grande solidarietà a favore del piccolo Joe, questo bimbo per il quale è stata avviata una raccolta fondi per consentirgli di affrontare una delicata e costosa operazione negli Stati Uniti. I 400.000 euro per l'operazione del piccolo Joe sono sempre più vicini, di ora in ora. Oggi raggiunta quota 238.000 euro. Via via, una goccia dopo l'altra, si sta facendo un mare di solidarietà e di speranza, perché solo grazie a voi telespettatori il sogno di vedere il nostro cucciolo di guerriero correre e giocare come i suoi coetanei diventerà realtà. Ne siete convinti voi, che avete spalancato il cuore a questa famiglia di Piazzola sul Brenta, che con risolutezza, con forza, ma sempre con umiltà ha chiesto aiuto. Un esempio di fratellanza, di comunità che cozza, e per fortuna diciamo noi, con tutto quell'individualismo diffuso di cui non si fa altro che parlare. Ebbene, ogni giorno noi stiamo dando 2 belle notizie. La prima, quella della cifra, sempre più vicina ai 400.000 euro per l'intervento in Florida. La seconda, quella che ci sono tantissime belle persone, tutti voi che avete aperto le braccia a questo bimbo di 2 anni e poco più, alla sua mamma, al suo papà, alla sorellina, voi che avete accolto l'accorato appello lanciato attraverso le telecamere del gruppo Media Nord-Est. Continuiamo allora insieme, cari telespettatori, questo splendido cammino mano nella mano.
Uno sguardo alla nostra programmazione, dopo i TG torna anche questa sera 20:10, ospite in studio del nostro direttore Luigi Bacialli per parlare di autonomia, il costituzionalista Mario Bertolissi. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, vi lascio come sempre al meteo con le nostre previsioni del tempo per domani. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo. È ancora il bel tempo ad accompagnare l'inizio del prossimo weekend, ma vediamo nel dettaglio la previsione per sabato 16 marzo. Sul Veneto sarà soleggiato ovunque, ma con qualche foschia, specie al mattino sulle pianure meridionali della nostra regione. Cielo al massimo poco nuvoloso invece altrove. Temperature minime tra 1 e 7 gradi, massime davvero molto miti tra 13 e 20 gradi. La situazione non cambia di molto sul Friuli Venezia Giulia, dove il sole sarà prevalente. Il cielo si presenterà poco parzialmente nuvoloso su tutti i settori. Temperature minime tra 4 e 9 gradi, massime oscillanti invece tra 13 e 17 gradi. Tanto sole anche sul Trentino Alto Adige. Anche in questo caso avremo al massimo la presenza di poche nubi a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 3 gradi, massime sui 21 gradi ma con punte addirittura di 22 gradi circa. Bene, dal meteo per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.